Oggi effettuerò alcune misure dell'intensità di campo elettromagnetico all'interno dell'abitacolo tramite un analizzatore di spettro in grado di rilevare campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenze compreso tra 1 kHz e 30 MHz. Effettuerò le misure in gamma 40 metri, ossia sui 7 MHz. Prima di usare l'analizzatore di spettro devo impostare alcuni parametri. Imposto lo span in kHz esattamente a 200 kHz. Poi devo impostare la frequenza di partenza. Scelgo MHz e digito 7.0. Premo invio, quindi imposto la frequenza finale su cui effettuare la misura, pertanto sempre MHz, invio e questa volta digito 7.2. A questo punto devo specificare la banda passante. Ci sono diverse scelte disponibili, ma la banda passante consigliata si aggira intorno a 1/10 dello span. Avendo impostato uno span di 200 kHz, scelgo 30 kHz tra le scelte disponibili nel menu. Tramite la banda passante si regola la sensibilità dello strumento. Se la banda passante viene impostata molto stretta, aumenta la sensibilità dello strumento e potranno essere rilevati segnali molto deboli. Se la banda passante viene impostata larga, più segnali deboli vicini e compresi nella banda impostata saranno ricevuti come un singolo segnale più forte. Un'altra cosa voglio aggiungere sulla banda passante. Per fare un esempio, se io ora impostassi una banda passante di 1 MHz, avendo uno span di 200 kHz tra 7,0 e 7,2 MHz, questo significherebbe che tutto lo spettro compreso tra 6,6 e 7,6 MHz verrebbe esaminato. In questo caso, se io trasmetto a 7,1 MHz e un altro trasmettitore qui vicino trasmette a 6,7 o a 7,5 ad esempio, lo strumento rileverà la somma dei due campi elettromagnetici e non il mio specifico segnale come desidero. Imposto il tempo di campionamento a 1 secondo in modo che le cifre abbiano una certa persistenza sullo schermo e non corrano troppo veloci. Bene, senza entrare troppo in altri particolari, ora passerò a fare le misure. Vediamo che con il classico Ola il campo elettromagnetico è di circa 21 volt metro, mentre con il fischio sale a circa 43 volt metro. Vediamo che la potenza di uscita è di 100 watt ottenuti tramite un lineare nel bagagliaio pilotato con 1 watt. Ora ho schermato parzialmente la vettura tramite questo foglio di materiale speciale in grado di attenuare i campi elettromagnetici. Vediamo che rispetto a prima il campo elettromagnetico si è ridotto parecchio e ora è di circa 10 volt metro. Ok, Miguel, ¿me puedes repetir? Porque no sé si he apuntado yo aquí, Miguel. Mi indicativo es A3 Hotel Papa, y Cualpa3 Hotel Papa, mi nombre es Daniel, y estoy transmitiendo desde San Mateo de los Baixos. San Mateo de los Baixos, concretamente al vértice Víctor Bravo 158. Y el audio es excelente. ¿Cuestiones?
Ola. Per finire, questa rotellina permette di determinare l'esatta frequenza e l'intensità del segnale su un punto arbitrario dello schermo. È sufficiente ruotarla ed un cursore appare come una linea sottile sullo spettro. Ora, la posizione del cursore determina esattamente il campo elettromagnetico rilevato in quel punto. Dapprima lascio il cursore circa a centro gamma e data la banda dello strumento che ho impostato a 30 kHz, vediamo che il segnale viene comunque rilevato. Lo sposto poi a sinistra, un po' lontano dalla mia frequenza di trasmissione, che è sempre rimasta di 7,096 MHz, e anche qui vediamo che nessun segnale viene rilevato. Bene, ciao a tutti da Italia 2 PMF.